Le arti antiche e moderne, la cultura umanistica e scientifica, l'interesse per tutto ciò che è conoscenza, quindi crescita. Sono questi i pilastri su cui poggia il metodo di insegnamento impartito agli alunni dello storico Istituto Barbarigo di Padova. È dal 1919 che in via Rogati si sentono le voci allegre dei ragazzi che attraversano i portici del chiostro durante la ricreazione. È da 95 anni che la campanella riecheggia nei corridoi, un suono che arriva anche nei vicoli del centro storico della città, in cui il collegio è chiamato da tutti semplicemente il Barbarigo, come fosse un amico, qualcuno o qualcosa comunque di familiare. Chi lo frequenta o l'ha frequentato in passato è orgoglioso di aver trascorso i fondamentali anni della formazione in queste aule. Perché ti piace questo collegio? Perché ti piace stare qui? Perché quando non capisci qualcosa soprattutto ti aiutano e questa è una cosa molto bella. E qui studi anche la musica? Sì, ci danno un'ampia possibilità di fare qualsiasi strumento, anche quelli che io non conoscevo all'inizio. Per esempio lei suona l'ottavino, che è uno strumento fortissimo. Medievale? Sì. E da grande farai? Una pasticcera. Vorrei fare la pasticcera da grande. Io da grande vorrei fare la cavallerizza. Io penso di fare la scienziata. Chiarezza di idee in questi giovani alunni delle classi medie, sogni diversi che escono da un bagaglio comune, la medesima formazione alla luce dei valori cristiani. Accanto ai ragazzi sempre presente è l'animatore spirituale, si chiama Don Lorenzo Celi e con gli studenti ha un rapporto eccezionale come lo è il suo ruolo. È un sacerdote che il vescovo destina ad una realtà scolastica perché segua da vicino i ragazzi sia nel loro percorso scolastico ma soprattutto nella loro crescita di vita e di fede. Qui si svolgono attività sportive, musicali, ricreative, si studia, si leggono i giornali, si organizzano concorsi fotografici, si mettono in scena spettacoli teatrali, si scoprono insomma le potenzialità celate in menti e corpi acerbi per portarli alla fine del percorso scolastico ad essere maturi. I ragazzi valgono di più dei voti brutti che eventualmente prendessero, noi li prendiamo così come sono. Bravi, belli, meno belli, sportivi, meno sportivi, con difficoltà di apprendimento, con problemi familiari, così come sono, per cercare di portarli alla loro piena realizzazione. Il Barbarigo è nato per far crescere i ragazzi, renderli pronti ad affrontare la vita consci di sé, fedeli ai propri principi, come lo furono d'altra parte nel corso della Seconda Guerra Mondiale quegli studenti condannati alla fucilazione perché si rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale, come lo furono quei sacerdoti e quei professori che in questa struttura ospitarono partigiani e perseguitati. La forza delle idee, la forza della cultura, le chiavi d'accesso per affrontare il mondo.